Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi parleremo di quando si vuole comprare una casa, quando si vuole entrare in una casa anche in affitto, quando si vuole cambiare una locazione, che sia un appartamento o un affitto. Ma prima di fare questo vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegata, al canale vostro Marietto veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi social, i casti sacerdotali su Face e anche Ragionica, Radiestesia, Astrologia ed Ermetismo, sempre su Facebook, sono due gruppi di Telegramma Retro Veneziano. I link sono sotto in descrizione e poi vi ricordo anche il sito Al Capitano, dove ci sono più di 20 ebook gratuiti da scaricare. Bene, iniziamo un po' a parlare di quando si sceglie una casa. Allora, prima cosa, se uno vuole risparmiare, va nelle sibille interattive del Decano Marietto Veneziano. Le sibille sono alle 21:15 di lunedì, mercoledì e venerdì per il Degard e per il Marietto alle 11:20 alla mattina. Beh, si fa fare una stesa, vi ricordo che bisogna solo fare una stesa nel raggio di 2, 4, l'ideale sarebbe 6 mesi, almeno per un motivo solo. Poi è chiaro che se uno vuole approfondire, sapete che il Decano Marietto Veneziano fanno anche le sibille in modo privato, 20 € 45 minuti. La prima cosa è questa in ogni caso. E quindi si vede se nella situazione che si è, entrare in un oggetto che mh, sia mirato, sia anelato, insomma, si vuole, si vede già una, come si dice, come potrebbe andare nei primi 9 mesi, massimo un anno. Però se la situazione è presa sul serio, se effettivamente la gente dice io voglio comprare quella casa per tutta la vita, allora è chiaro che bisogna cominciare a fare delle indagini serie, professionali, in cui si vede ad esempio se la casa è di seconda mano o è una casa secolare, bisogna vedere se è stata costruita su un terreno, ad esempio, che non fosse un cimitero, un ospedale o che non ci siano stati degli omicidi di vicino, perché ad esempio io ho fatto personalmente delle indagini a case che erano 1400 km distante e il pendolino mi aveva avvisato che lì vicino c'era stato un incidente mortale. E quindi è chiaro che un incidente mortale in cui poi l'assassino, il tipo che con la macchina aveva ucciso quella persona, era scappato. E quindi è chiaro che ci sono state delle energie in quel posto difficili. Oppure quando si comprano case in cui sotto ci sono delle falde. Magari i primi anni che uno ci abita dentro, queste falde acquifere non fanno uscire l'umidità, ma poi col tempo escono queste umidità e se la casa non è stata isolata adeguatamente, non si sono prese le giuste misure, no? Dopo qualche anno la casa comincia a avere delle infiltrazioni di umidità e quindi anche lì gli inquilini che hanno magari comprato o magari anche solo in affitto hanno delle perturbazioni vibrazionali non indifferenti. Quindi bisogna sempre valutare. Oppure può esserci anche che magari in quella casa, in quell'appartamento, può esserci stata una persona di un certo stile di vita che ha attirato magari o ingiustizie o ha attirato gelosie o ha attirato o, nemici in cui si aggrappavano all'esoterismo, perché voi sapete che comanda l'eterico, comanda il mondo, e quindi magari ci sono dei geni, ci sono delle situazioni in cui la casa è infestata, oppure per eredità ci sono stati dei nemici in cui praticamente ognuno voleva accaparrarsi quella casa e si sono creati delle dinamiche, dei parassiti astrali, dei vampiri energetici che vivono in quella casa lì. E quindi quando uno compra quella casa lì, praticamente nel prezzo purtroppo ha anche queste situazioni. Oppure magari compra una casa di seconda mano in cui c'è pendente una causa legale e magari non lo sa. E quindi bisogna sempre valutare se quella zona, quella casa, quel posto, quell'appartamento non ha pendente qualche problematica. E quindi come si fa? Si fa con un'indagine seria, radiostesica, e poi se ormai si è comprato, si cerca dei, tra virgolette, chiamerei palliativi, ma non sono palliativi, delle stampelle per fare in modo che se uno non ha più la possibilità di scappare, di restare lì, ma avere meno danni. È chiaro che se uno compra una casa da nuovo, al massimo deve controllare sotto
il terreno, se ci sono delle falde, se il terreno non è stato contaminato da guerre, a livello sempre vibrazionale, dico, o che non ci siano prodotti chimici scaricati dalle industrie. Quindi, ma quando uno compra già una casa di seconda mano, deve valutare tanti punti. Deve anche valutare se chi gliela vende in un modo corretto. Perché a me è capitato di fare analisi di case in cui c'erano sotto delle situazioni giuridiche ehm, devastanti, terribili, no? E per fortuna il soggetto si è rivolto al marito veneziano. Ma anche per chi lavora in quel settore lì, ad esempio chi vende le case, che magari entra in una casa, cerca di vendere un oggetto, ma non si rende conto che magari entrando in quella casa lì resta infestato. Resta infestato perché magari, appunto, come detto prima, ci sono state delle guerre per poterla prendere, oppure magari il padrone era attaccato da larve astrali del gioco, ad esempio, e quindi aveva il gioco patologico. In quella casa lì c'erano delle larve astrali tremendamente che portavano al gioco, quelle persone che compravano quella casa lì. Quindi il panorama è variegato, ci sono tante possibilità ed è per questo che bisogna sempre, in un certo senso, fare, potendo economicamente, e poi dopo ci si attiva con o dei sigilli, no? O delle protezioni radioniche forti o dei riti propiziatori che il legale marito veneziano propone. Bene, cari amici, quindi avete già avuto una piccola idea su quando uno compra una casa o acquista una casa o vuole andare a abitare in una casa in affitto, cosa e come deve muoversi. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.